bonus pubblicità conviene ancora di più grazie alla legge di conversione del decreto cultura che ha confermato per l'anno 2019 e per gli anni successivi il credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali. Con l'avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, informa che l'ammontare delle specifiche risorse da destinare al bonus pubblicità per l'anno 2019 sarà individuato con un provvedimento che sarà emanato a breve. Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è stato confermato per l'anno 2019 e per gli anni successivi dal decreto Sport e Cultura, che ha previsto tra l'altro che la misura sia finanziata a regime con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Grazie al bonus pubblicità, liberi professionisti, start-up, imprese e associazioni possono usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Il credito d'imposta è previsto per tutti i beneficiari nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tale percentuale è subordinata all'ammontare delle risorse stanziate e dalle richieste pervenute nell'anno. Per il 2019 le domande per l'accesso al credito d'imposta potranno essere effettuate dal 1 al 31 ottobre 2019, mentre dal 1 al 31 gennaio 2020 dovrà essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2019. Le prenotazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso l'apposita procedura presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Cos'è il bonus pubblicità? È un credito d'imposta sugli investimenti incrementali, almeno dell'1%, in campagne pubblicitarie effettuate sui seguenti mezzi di informazione: stampa, locale, nazionale, cartacea o digitale, sia quotidiani che periodici, purché si tratti di editori iscritti al Tribunale, oppure a ROC, radio o TV, purché siano emittenti radiofoniche o televisive locali iscritte a ROC.